Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo all'interno di questa nuova campagna di conquista verso la città di Kozuke. Dopo aver fatto a pezzi l'esercito avversario nell'assedio di Nord Shinano, ho mandato diverse unità per far rinvigorire gli eserciti e quindi utilizzare questi nuovi insediamenti di Kei e di Nord Shinano come una sorta di protezione, perché come potete vedere ci ritroviamo ai confini con i Matsumoto e quindi è possibile che inviino qualche esercito, quindi ho inviato dei rifornimenti militari a queste nuove province per evitare alcune spiacevoli conquiste. Allora, intanto ecco il nostro esercito che guidato da Frosty the Snowman. Possiamo inviarlo alla cattura di questa nuova cittadina. Ovviamente abbiamo anche una bella unità di samurai con katana disponibile, la uniamo al nostro esercito. Abbiamo anche la nostra cara Gesha, qui possiamo rinviarla a sud per vedere un po' come sta andando la situazione all'interno dei territori nemici. Ecco qua, sta effettuando alcuni arruolamenti. Intanto siamo riusciti a sbloccare il nostro porto, potete vedere, no, siamo riusciti, il nostro nemico si è finalmente deciso di attaccare i nostri Josai a est e lasciare il nostro porto libero. Così appena avremo un po' di soldini, vediamo un po' se riusciamo a ripararlo e iniziare a costruire una nostra flotta. Allora, queste unità continuiamo a mandarle un po' avanti, queste tre unità di fucilieri, sempre per aiutare i nostri eserciti, e vediamo un po' cosa ci aspetta il mese successivo. Ecco ragazzi, è arrivata una bella nota ai Torei. Allora, vediamo un po'. Questi tempi sono bui, mio signore, gli omicidi abbondano, gli omicidi di stranieri, omicidi per insignificanti questioni di classe, omicidi per ideali politici, wow! Allora, potrebbe essere necessario vietare alla gente di trasportare armi. Sono d'accordo, ci assicureremo che solo quelli che prestano il servizio possiedono un'arma. Oppure, in tempi duri come questi, tutti hanno il diritto di imbracciare le armi. Allora, cosa andremo incontro? Ragazzi, qua ci dobbiamo affidare al nostro istinto. Io direi di non far maneggiare alla popolazione oggetti pericolosi e quindi lasciamo all'esercito solo il loro potenziale bellico. Allora, come potete vedere ci ritroviamo ai piedi di questa nuova città, vediamo se possiamo conquistarla. Abbiamo un netto vantaggio ragazzi, guardate un po', il nostro Frosty si ritrova a fronteggiare un esercito di ben 400 uomini circa, quindi possiamo risolverlo automaticamente. Eccolo qui, potete vedere, neanche l'omino esce fuori dal suo castello, preferisce rimanere dentro. Abbiamo perso solo 52 unità e possiamo occupare pacificamente la nostra provincia, sempre per evitare spiacevoli disguidi con la nuova popolazione. Allora, una bella occupazione pacifica, perfetto ragazzi. Adesso rimangono i nostri uomini all'interno della città, vediamo un po', eccoli qui. Volevo vedere se ne abbiamo persi diversi. Ok, la modalità reintegro è stata attivata. Allora, la fortezza è stata danneggiata, quindi a breve la ripareremo. Intanto vediamo un po' se possiamo inviare qualche unità per far fuori queste unità qua su. Probabilmente sarà un'unità da 150 uomini. Noi vediamo se possiamo inviare tre belle unità per farla a pezzi. Anzi no, vediamo se possiamo inviarle direttamente dalla nostra cittadina. Vediamo un po', ecco, perfetto. Ecco, come immaginavo, possiamo anche farla a pezzi questa bella unità distrutta. Ok, vediamo un po', mettiamo anche il nostro esercito, lo facciamo tornare indietro. Bene, allora siamo ritornati su con il nostro bilancio, potete vedere. Allora adesso vediamo un po' se possiamo stabilire l'ordine all'interno della nostra provincia di Kozuke. Vediamo se possiamo trasportare gli eserciti verso sud e conquistare questa nuova provincia. Intanto il nostro Lupin, ragazzi, portiamolo avanti, vediamo che cosa nasconde all'interno di questa città di Totomi. Vediamo un po', percorso bloccato, c'è un bel esercito ma non gli passiamo accanto. Bene, guardate qua ragazzi, qua c'è un esercito bello grosso. Questo qua sarà il capo del clan. Guardate un po', lealtà 4, grado numero 1, meno 1 alla felicità generata, più 3% a livello di tassazione nelle province dove quest'uomo è presente. Wow, diamo una bella occhiata alla nostra diplomazia ragazzi, vediamo i nostri Matsumoto che cosa hanno ancora disponibile. Allora, hanno questi territori qui a sud, invece noi disponiamo di tutti questi territori a nord. Dobbiamo espandere e spostare i nostri eserciti verso sud per iniziare quindi la conquista. Allora, vediamo un po' la nostra flotta dove si ritrova. Questa flotta si ritrova qui, vediamo un po', è questa? No? Dov'è? Ah, eccola qui, sta per arrivare ragazzi, stiamo facendo il giro del Giappone con questa bella flotta. Andiamo avanti e vediamo se possiamo anche riparare il nostro porticciuolo, eccolo qui. Vediamo un po', ancora no, servono abbastanza soldini
modificare il budget. Bene, possiamo avanzare di stagione e vediamo se possiamo trasportare i nostri eserciti a sud. Bene ragazzi, bentornati in inverno. Quando arriverà la primavera, nella morsa del freddo della morte bianca, la terra è soffocata. La nostra stagione ragazzi, la stagione di Frosty, come potete vedere meno per 5% alla capacità di movimento di tutti gli eserciti sulla mappa ovviamente, ma questo non ci spaventa, è la nostra stagione, la stagione favorita al nostro Frosty. Come potete vedere abbiamo i nostri eserciti pronti al combattimento, abbiamo le due eserciti su due fronti, il fronte ovest e il fronte est. Sul fronte est troverete il nostro Frosty the Snowman al comando di questo fantastico esercito, e soprattutto seguito da uomini che lo hanno seguito sin dalla prima conquista. E sul fronte ovest potete trovare il nostro Pinocchio, un giovane generale che sta seguendo le orme del suo padrone. Allora, possiamo dar il via a questa conquista. Qua ritroviamo la prima città nemica, possiamo andare avanti con il nostro Frosty. Ovviamente troviamo anche la nostra cara Gesha che ha distratto la guarnigione. Vediamo, ci troviamo in sezione di logoramento perché il nostro Frosty non può effettuare altri passi, però dobbiamo per forza andare avanti. E intanto ecco il nostro ninja ragazzi, lo troviamo in questa posizione, vediamo se possiamo fare qualcosa. Vediamo da questo lato, ecco ritroviamo ancora un esercito e un territorio nemico. Ecco, ci sono degli eserciti qua nascosti. Che cos'è questa ragazzi? Una nuova risorsa, covo dei contrabbandieri. Wow, una nuova una nuova costruzione che sicuramente nel momento in cui la conquisteremo andremo ad analizzarla. Allora, perfetto, diamo un'occhiata alla nostra flotta. Ecco, sta arrivando ragazzi, vediamo se riusciamo a distrarre e buttare giù queste navi che si ritrovano all'interno del porto degli Shosai. Diamo quindi un benvenuto al nostro Frosty all'interno del territorio nemico e vediamo se possiamo conquistare la capitale del clan dei Matsumoto. Guardate un po' ragazzi, gli eventi positivi si fanno vedere. La gente è estremamente contenta delle misure che abbiamo adottato per arrestare la violenza domestica. Avete visto? Specialmente quelli che temevano la classe dei samurai. Popolazione grata, +2 alla crescita di tutte le province e alla felicità. Bene, allora dove troviamo il nostro esercito? Eccolo qui, ha avuto un logoramento dal gelo, ma i nostri uomini sono abituati sotto il comando di Frosty. Guardate un po' ragazzi, ci ritroviamo in netto vantaggio contro il nostro nemico, possiamo anche risolvere automaticamente la nostra battaglia e possiamo quindi conquistare il nostro castello. Ecco qua ragazzi, guardate, vittoria decisiva, il nostro Frosty è davvero impressionante. Provincia catturata, guardate un po', se saccheggiamo la città ragazzi, guardate un po' quanti soldi andiamo a prendere, 28.249 soldini, ma io quasi quasi l'andrei a saccheggiare ragazzi, perché guardate quanti soldi, possiamo migliorare la nostra città nettamente. Però ovviamente un'occupazione pacifica non garantisce quindi un controllo. Vabbè ragazzi, occupiamola pacificamente, vedremo un po' nelle prossime città quando la situazione sarà ancora un po' controllabile. Intanto il nostro clan è acclamato, guardate un po'. Questa è la nostra fama, ci ritroviamo con un onore abbastanza elevato. Allora, saccheggeremo le città ragazzi quando gli eserciti nemici non ci daranno più dei problemi, perché come ho visto con il mio ninja, ecco qua troviamo il territorio di Nagaoka, Nagoya, scusate, ci sono ancora molti eserciti nascosti all'interno di queste montagne, quindi è molto pericoloso saccheggiare e mettersi ribelli anche contro. Allora, abbiamo tantissime monetine, possiamo riparare anche le nostre nuove strutture. Vediamo un po' se possiamo anche utilizzare la nostra Gesha come fonte di esplorazione, mandiamola avanti. Intanto questa provincia adesso è nostra, le nostre truppe verranno aiutate, rinvigorite. Allora andiamo all'interno della nostra sezione di Frosty. Allora assumiamo un altro bel servitore. Allora ecco due maestri, guardia del corpo eccezionale, meno 5% alle probabilità che venga assassinato, oppure più 5% al raggio di influenza di quest'uomo. Allora ragazzi, io direi di utilizzare il primo maestro. Con un raggio di influenza superiore riusciremo a tenere sotto controllo più unità. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato. Avanguardia, più 1 al comando quando questa unità attacca da terra, più 15% della velocità di corsa per tutte le unità in battaglia, wow. Oppure più 1 al comando quando attacca, più 25% al numero di guardie del corpo di quest'uomo. Bene ragazzi, il nostro Frosty lo stiamo facendo diventare un vero e proprio assaltatore. Bene, è diventato un vero guerriero irriducibile. Adesso possiamo confermare i nostri cambiamenti. Vediamo un po', abbiamo acquisito anche il nostro tè ragazzi. Diamo un'occhiata alla nostra piantagione di tè, 40 balle di tè, più 700 monetine alla ricchezza derivante dal commercio e più 1 alla crescita della nostra città.
Bene, allora la nostra città di Kozuka è quella che abbiamo conquistato in passato e possiamo spostare qualche unità visto che la popolazione adesso è sotto controllo. Vediamo un po', perfetto, ci ritroviamo sul neutrale. Inviamo questo esercito ad aiutare il nostro Frosty, molto bene, e nel momento in cui arriverà la primavera, ragazzi, vediamo un po' se possiamo attaccare anche con il nostro esercito da est, poiché questo esercito, ragazzi, è comandato da Pinocchio e non è adatto al freddo, mi dispiace, amico mio. Allora, vediamo un po' la prossima provincia da attaccare, quale sarà? Diamo una bella occhiata all'interno del clan dei Matsumoto. Allora ragazzi, noi ci ritroviamo qua su. Dobbiamo catturare la provincia di Totomi e poi ci espanderemo con un esercito a sinistra e con l'esercito di Pinocchio conquisteremo le parti a destra, supportati dalla nostra flotta dal lato ovest, che andremo a bombardare quindi il frontone destro del territorio. Intanto diamo un'occhiata a queste nuove imbarcazioni che ritroviamo qui. Hanno ben 4 navi contro le nostre uniche 2 navicelle, quindi dobbiamo anche riparare il nostro porto per costruire nuove imbarcazioni per far fronte al nemico. Aumento del livello di sviluppo, ragazzi. Guardate, grazie agli sforzi messi alla modernizzazione siamo in grado di sviluppare ulteriormente le nostre tecnologie militari e adesso abbiamo completato anche la nostra missione, quella di completare il secondo livello di sviluppo. Geste ispirate per 12 turni, abbiamo il 50% della ricchezza generata dagli introiti di tutte le province, quindi ben 3329 yang nelle nostre casse. Stabilire le nostre priorità, e questo è importante. La ricerca è stata avviata e siamo stati avvicinati da numerosi stranieri che si dichiarano esperti nei loro campi. Possiamo sfruttare tutto questo a nostro vantaggio. Dovremmo concentrarci su uno sviluppo civile o militare. Ragazzi, visto che siamo in periodo di guerra, io direi di concentrarci più sull'arte militare e quindi sviluppare maggiormente questa possibilità e avere quindi un vantaggio. Bene, allora dov'è la sezione dello sviluppo del clan? Bene, allora ragazzi, cosa fare? Vediamo un po'. Armi da fuoco di importazione, più 1 alla modernizzazione, più 3 alla precisione delle unità di cavalleria, e possiamo sbloccare l'accademia di artiglieria con i cannoni Armstrong, oppure la nostra cavalleria con revolver, sbloccando questa bella pistolina, più 8 al bonus di carica per tutte le unità e ovviamente la modernizzazione, oppure vediamo un po', la scuola dello shinobi, una scuola adatta al nostro ninja che riduce il costo di manutenzione, anzi no, riduce sì, giusto, il costo di manutenzione delle azioni, oppure difese migliorate, meno 20% al costo di costruzione dei castelli e le torri con i moschetti. Per quanto riguarda le battaglie navali, anzi le navi, lo scafo in rame, più 10% alla capacità di movimento nella campagna e nuove imbarcazioni seguite dai proiettili esplosivi che daranno fuoco alle imbarcazioni in legno. Io direi ragazzi di specializzarci sulle armi da importazione. Perfetti, adesso che abbiamo numerosi soldini all'interno delle nostre casse, ripariamo le nostre infrastrutture che sono state danneggiate e trasferiamo anche tutte queste nostre nuove unità all'interno del nostro territorio. Bene, vediamo un po'. Cosa possiamo costruire all'interno di questa città. Servono davvero molte monetine che le otterremo nei turni successivi. Intanto diamo un'occhiata alla nostra flotta. Ecco qua, si ritrova qui. Possiamo anche attaccare direttamente queste navi, però ovviamente saranno aiutate, arriveranno dei rinforzi e non ce la faremo, quindi le faremo a pezzi nel momento in cui otterremo tutti questi bei guadagni dai nostri nuovi guardate un po' ragazzi, una bella incursione nemica a sud di Shinano. Un bel esercito fa l'unica resistenza, l'ultima resistenza, un esercito nemico fa fronte ai nostri uomini. Vediamo un po' se possiamo inviare delle unità di rinforzo. Utilizziamo il nostro ninja e la nostra geisha per tenerlo bloccato qui. Allora abbiamo numerose monetine, possiamo far fuori diversi nemici. Allora vediamo un po', abbiamo diversi generali e le geishe. Allora io direi di far fuori un generale, ragazzi. Vediamo un po', un generale a caso, Nagahiro, tanto la possibilità è identica. Vediamo se riusciamo a farcela. Avanti amico mio, fai un bel colpo alla Lupin, uccidilo come vuoi, come preferisci. Vediamo un po' che cosa succede. Esce la sua katana. Vediamo se riesce a ucciderlo, ragazzi. Assassinio fallito, niente ragazzi. Vediamo adesso, tutto rimane nelle mani della nostra geisha. Possiamo distrarre l'esercito oppure affascinare, vediamo un po'. Possiamo affascinare e far abbandonare la sua causa. La probabilità è uguale ragazzi, però io direi di distrarre l'esercito per tenerlo bloccato qui, visto che la nostra geisha ha anche più probabilità di effettuare quindi queste azioni. Vediamo avanti la sua bellezza da cadavere bianco. Niente, no, mi dispiace, non ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, probabilmente il nostro ragazzone ci attaccherà, quindi
dobbiamo rinvigorire la nostra forza e cioè reclutiamo nuovissime unità. Questo disgraziato sta arrivando, maledetto, ci ha anche distrutto una bella agricoltura di mercato e vediamo un po' che cosa accadrà nei mesi successivi. Intanto è soggetto al logoramento, ragazzi, si ritrova qui seduto sul suo sgabellino a ghiacciarsi il sederino. Intanto il nostro Frosty è abituato, appena comincia ad avvicinarsi gli spariamo 2 cannonate e lo mandiamo a quel paese. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Nel gameplay successivo credo che vedrete una bella battaglia, perché il nostro ragazzone ci attaccherà e speriamo che riusciamo a vincere il nostro assedio, perché questa città è la fonte di guadagni più elevata all'interno di tutto il nostro impero. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, votate e commentate. Ciao a tutti.